Amici bellini, mentre qua urlano come i pazzi, noi dobbiamo cercare di interpretare questa partita, il turnover selvaggio di Conte, il turnover obbligato per Baroni, quindi io mi butto a indovinare, guardiamola, per benvenuto Simi God, ve lo ricordate Simi? Salernitano, anche gol e poi... Boh, ma questo è un semi-god. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti, iscrivetevi al canale, lasciate un like perché poi dopo la simulazione, e lo sapete che andrà così, e quindi occhio ai marcatori, alle cose, al piano gara, andiamo a vedere anche la formazione della Lazio perché è un macello. Cominciamo. I rumori. Li mettiamo tutti in campo. Tutto il turnover possibile e immaginabile. Io penso che è un rischio enorme, ma se li vuoi far giocare li devi mettere solo così. Devo mettere per forza Zerbini a sinistra perché non ce l'ha proprio nelle sue corde di fare il terzino destro, almeno nel gioco. Quindi mi arrangio e metto Spinazzola a destra. Rimano poco. Conte vuole testare gli scalpitanti e scalpitanti. Spina a destra ci può giocare, ma tranquillamente, lo ha fatto anche già proprio con Conte. Va in gonghe. Bello l'inserimento di Foloruscio, cuore Lazio. Bravo Gilmour. Esatto, pure col destro mi piace quando vai col destro. Come concetto. Bello Neres, inserimento centrale, pure col destro. Oh. Bravo qua Jesus. Maronna mi capri. Che mazza, era diventato un assist. Chiappa Zerbini. Temporeggio. Maronna mi. Dai, non vi squagliate, Caprile! Un po' di affanno adesso, eh? Pedro, bravo Zerbin. Vai, trasforma in offensiva. Dai, non perdere il gol. No, Tati se n'è andato. Fuori. Stanno sprecando un po' troppo e bisogna punirli. E qua è che quando devi punirli. Bravo Foloruscio, bella. Gong. Il cross. Ci prova da là. Spina Neres. Da Zerbini. È pazzo. Muscio. Ma Zerbini stava laggiù, quindi loro ne approfittano. Su questa fascia. Bravo Spina. Zerbini come stai centrale non si capisce. Bravo Gilmour. Bella palla, vai uno spadu. Vai Neres. Buono? No. Neres. Bel cross, mamma mia, il colpo di tacco. Stava facendo Simeone. Un ambolo, Neres. Simeone, che stavi facendo? Con la spizzata. Ecco qua, Neres. Attraverso! Paulina! E dai. Bravo Gilmour. Provaci! Dai, che stanno un po' in apprensione, un po' in affanno. Eccolo! Un po' di sfortuna anche, eh? Secondo palo. Beh, primo tempo divertente, devo dire. Un po' di affanno all'inizio, poi ci siamo scrollati, siamo stati un po' sfortunati e c'è equilibrio. Più possesso palla loro, me lo aspetto, però abbiamo tirato in porta, beh. D'altra parte sono le seconde linee, ma è una squadra più offensiva, perché c'hai i Raspadori, stai giocando 4-2-3-1. Se non vedo più un progetto intorno a me, è chiaro che io poi mi sgretolo un po' di fiducia. E poi c'è stato... Bello l'inserimento di Spina, vai Spina. Esatto, un gong col sinistro e il colpo. Bello l'1-2. Vai David. Eccolo!
Eccolo, che bellezza! Proprio il passaggio per l'arrivo, proprio Foloruscio, aiuto! No, non può mai dare il calcio alla bandierina della Lazio, Foloruscio, no. Però Neres ha fatto una cosa bellissima, perché l'ha data, ha aspettato l'inserimento. Che bellezza, l'1-2 con Raspadori, Neres avanza, e arriva il Folo. Cuore Lazio, non esulta, non esulta. E Zerbin? Zerbin, non ti squagliare, è uscito il pallone. Bravo Zerbin. Si ripropone. Si ripropone, ma stavolta Raspa fa tutto un altro movimento. Attenzione Simeone. Bravo Simeone, punisci! No! Devi punire là, eh. Bella palla di Gilmour. Vai Neres. Che altruismo, la mette subito al centro. Zerbin, dove sei? Quasi. Bravo Spina. No, male Spina. Bravo Spina. Esatto. Questa posizione interna di Zerbin tipo Oliveira mi piace assai. Neres. Se aiuto. Provaci, amore mio, prova. Ma... no. Dai, Rafa Marini, bravissimo. Madonna mia, no, bravissimo, un attimo e poi dopo... l'ingenuità. Fuori. Bravo Folaru. Esatto. Mamma mia, Ngong. Mamma mia, Simeo. Ma mo se io voglio fare qualche cambio, no? Devo pensare alla prossima partita con la Lazio o devo pensare a questa qua? Perché mo sto in vantaggio, servono i cambi conservativi. Però se poi questi... è un lock. Facile, Caprile, facile. Prepariamoli i cambi e vediamo chi sta morto. Neres completamente andato. È più che Kvara al posto di Neres in Trapolitano. Lo sapete benissimo, perché così sei più conservativo con Gong da quella parte. Foloruscio distrutto. Anghissà. Zerbin distrutto. Oliver. Lukaku. Ma tiene Maps, pure che la palla non esce proprio più. Vai Sime. Dai. Si pattina. Qua ci devi provare. Signori, i cambi sono stati fatti. Ecco lo schema. La spizza. Brutto fallo su Ngong. Anghissà, Politano. Come è entrato fresco. È entrato più fresco. 2 minuti. Un minuto. Fai fallo. Fanno fatto. No, attenzione. Caprile. Yes. Signori, una vittoria contiana, perché lo 0-1 di Cortomusi, ma ci sono Cortimusi e Cortimusi. Se va così, con lo sfruttamento anche delle seconde linee svampite, mica male. Foloruscio. Sì, tutti sanno che io sono tifoso della Lazio, sono cresciuto con questa squadra, però sono un professionista e quindi lo sapete che devo fare il mio lavoro. Andrebbe proprio a puntino, a pennello, se andasse così sarebbe proprio una cosa spettacolare. Ma vediamo un attimo se mi posso spostare con un Ambrabam tattico. Vedi che questa volta si sposta addirittura dall'altra parte perché devo guardare di là, sto facendo un macello. Ma ce la farò, sempre i workaround. Signori, non lo so, cioè, se veramente Conte ha intenzione di fare questa cosa. Cioè, tutti e 11, li stiamo leggendo le formazioni. Juan Jesus, Rafa Marin, Zerbin a destra, perché Mazzocchi è ovviamente infortunato, Spinazzola, Gilmour, Foloruscio. Se vuoi far giocare Raspadori, e lo devi mettere, insomma, una mezzala che però si avvicina a Simeone. Neres a sinistra, Ngong a destra o viceversa, Ngong a sinistra e Neres che parte da destra. Questo possono essere assolutamente intercambiabili, però insomma io credo che sia un bel rischio. A me piacerebbe, per esempio, vogliamo vedere Rafa Marin, sì, ma non lo puoi giudicare nemmeno tu, Conte, non nemmeno noi lasciamo perdere, ma tu, Conte,
Puoi giudicare se Rafa Marin è pronto quando lo metti vicino a Juan Jesus, lo puoi mettere per esempio con Buongiorno. Buongiorno non credo che abbia bisogno, insomma è la paura, quella è la paura, perché poi non hai grandi soluzioni se si fa male, però proprio tutto, insomma Buongiorno qua per esempio con Rafa Marin, e puoi anche far riposare Di Lorenzo, va bene così. Gilmour ok, Foloruscio al posto di Anghissà, lo sapete, poi segna, quindi va benissimo. In attacco è meno sconvolgente la cosa, però proprio in difesa tutti quanti insieme non me la sentirei. Viceversa, se poi ci spostiamo con un altro Ambrambam ancora più tattico da questa parte, sto cercando le probabili formazioni della Lazio e trovo la qualunque. Per esempio su questo sito noi leggiamo qua Mandas, Marusic, Gigot, Patrick, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, che poi ho letto pure che ha fatto un po' una corsa a parte, quindi non sta nel massimo della condizione, ma se poi non lo puoi usare poi in campionato lo puoi usare adesso. Pedro, se non recupera di A, c'ha un Zaccagni, Castellanos, ma sui siti della Lazio la formazione del Napoli la porta con Di Lorenzo, poi portano Rafa Marin ma portano Buongiorno, Foloruscio, Gilmour, ma poi portano McTominay al posto di Raspadori, quindi noi pensiamo di saperne qualcosa in più leggendo le parole di Conte, magari loro ne sanno qualcosa in più conoscendo Baroni e avendo ascoltato Baroni. Se vai a vedere per esempio su Sky invece qua portano Yusai portano Yusai a sinistra, portano il ballottaggio tra Guendouzi e Dele Bashiru a centrocampo, in attacco portano Noslin, insomma è un bel macello. Io credo che un po' di turnover è inevitabile ed è anche giusto un po' di turnover. Esagerare va a finire che è una partita che diventa non più un test. Ecco, io questo vorrei sottolineare, cioè se poi il turnover è esageratissimo non è più un test neanche per te, è un test individuale, però sappiamo che insomma, se uno ha un compagno a fianco è una cosa e se ce n'è un altro ne è un'altra. Basta pensare alle stagioni di Kvara come sono diverse, o le stagioni di Rachmani a seconda del partner che ha. Di conseguenza è un bel macello, una bella gatta da pelare. Noi ci rispostiamo in una situazione più congrua e vi abbraccio e vi bacio. Vi chiedo dei like finali. Sapete perché? Perché domani mi sa che non mi pozzerei, o meglio posso ascoltarla, posso andare live da telefonino improvvisamente, non perché lo sapete sono lungi da me, la Coppa Italia mi interessa proprio tantissimo, però tengo che fare. Il che fare potentissimo, devo suonare all'hotel di mamma, ho perso l'aereo è una cosa proprio straordinaria, quindi Home Alone. Noi cambiamo i titoli, di conseguenza dovete stare tuned, dovete iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella, perché poi la live sarà improvvisa, non è programmata, sarà improvvisa, dovete essere pronti. Il canale Telegram sotto in descrizione, tutta una serie di cose fantasmagoriche, e speriamo bene, perché questa partita ti può dare una spinta di grande entusiasmo anche alle seconde linee, oppure ti fa uscire e a quel punto devi vincere per forza lo scudetto. Lasciare di una